Ben ritrovati dalla redazione Via Libera dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia a una mozione urgente presentata dai capigruppo delle forze di maggioranza a sostegno del piano di pace per Gaza. Il testo depositato prima della seduta dell'Aula impegna il Presidente della Regione e la Giunta a rappresentare al Governo nazionale la necessità di proseguire sulla strada indicata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di sostenere pienamente e concretamente il processo previsto dal piano statunitense per arrivare ad una pace vera e duratura per entrambi i popoli. Uno sguardo alla cronaca: traffico bloccato sulla A23 in direzione di Tarvisio. Ieri nel pomeriggio i vigili del fuoco di Tolmezzo e Gemona si sono messi al lavoro per spegnere un auto articolato andato a fuoco prima della galleria di Dogna. Hanno circoscritto le fiamme e l'incendio è stato messo sotto controllo. La motrice salva, ma il semirimorchio in parte distrutto. Il nuovo presidente del porto di Trieste Monfalcone sarà Marco Consalvo, attuale amministratore delegato del Trieste Airport. L'intesa fra Ministero delle Infrastrutture e Regione è stata raggiunta nella giornata di ieri non senza difficoltà a causa di forti frizioni tra le due anime della Lega. Da una parte il governatore Federica a optare per il nome della D dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dall'altra l'europarlamentare Anna Cisinta a spingere fino all'ultimo momento sull'avvocato Massimo Campailla. Siglato il primo protocollo operativo tra il Comune di Trieste e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Presenti alla sigla il sindaco Roberto Di Piazza, l'assessore alle politiche della sicurezza cittadina Caterina De Gavardo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alberto Maiolo, il vice comandante della polizia locale Paolo Ierman e la coordinatrice dei volontari comunali della protezione civile Milvia Chersi. Un protocollo pensato per fare sistema, migliorare il coordinamento e soprattutto operare nell'interesse della collettività. Uno degli obiettivi principali è evitare le sovrapposizioni operative che si verificano nei momenti più difficili, quando arrivano centinaia di segnalazioni contemporaneamente e le centrali operative sono sotto pressione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Per oggi montagna, cielo da variabile a poco nuvoloso con qualche pioviggine sul Tarvisiano e la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sulle prealpi carniche. Sul resto della regione cielo poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata da sostenuta forte a Trieste, specie al mattino. Temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, sulla costa fra 10 e 13, massimo in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 17 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.